Chiedo, dov'è l'assessore? C'è, sì. C'è l'assessore Dagnino? Assessore, serve una sigla. Dove è messo l'emendamento? Allora, Non scriviamo più niente, noi abbiamo scritto. va bene, sui tablet troverete un emendamento tra i fuorisacco che è il tab.gov, quindi vi do il tempo di poterlo leggere. Sì, uno per gruppo può intervenire. Prego, onorevole De Luca. Questo è fuorisacco, quindi. Vai. Però Presidente, allora, noi abbiamo bisogno innanzitutto di tempo per leggerlo, perché sono tante cose, non è un emendamento che si legge in un minuto. Io e il mio gruppo abbiamo necessità che si sospenda per leggerlo, confrontarlo, capire cosa è stato aumentato e cosa è stato diminuito. Dopodiché, Presidente, chiedo la votazione per parti separate di questo e chiedo che si ritorni all'articolo originale e anche quello che si discutano gli emendamenti uno per uno. Inoltre le voglio fare presente che la conferenza dei capigruppo aveva determinato all'unanimità che alle 23:59 quest'Aula si chiudesse. Qualora non si chiuda... Alle 23:59 che si chiudesse la manovra finanziaria, quindi io le consiglio di prendersi questi 20 minuti che rimangono per rileggere quello che c'è nelle tabelle, dove possibilmente ci possono essere stati contributi di tutti. Quindi andiamole a leggere bene queste tabelle, onorevole Sunseri. Alle 23:59 ovviamente è lo scadere dei 45 giorni, che noi sappiamo essere un termine ordinatorio. Dopodiché, se per un qualsiasi motivo non ci si arriva... Questo è una cosa che sta dicendo lei, è previsto dal regolamento anche che il Presidente dell'Assemblea utilizzi tutti gli strumenti necessari affinché metta in salvaguardia la manovra di stabilità. Pertanto tra 20 minuti io concluderò col voto finale. Se lei volesse chiedere la votazione per parti separate, glielo faccio fare. Desidero intervenire per dichiarazione di voto su ogni articolo perché... Entro le 23:59 glielo faccio fare, dopo non potrò più fare. Questa è una prerogativa che non è compressa dal regolamento e dalle 23:59. Attenzione perché creiamo un precedente e poi prima o poi viene tirato fuori. Presidente, io credo veramente che la sospensione sarebbe utile perché con l'introduzione di quell'articolo si è fatto veramente una cosa sbagliata, perché è un mini maxi emendamento che ha rovinato questa finanziaria. Quello lì è un mini maxi emendamento. No, ascolti, onorevole Sunseri, dopo 45 onorevole De Luca, mi scusi, dopo 45 giorni di sforzi io non ho la benché minima intenzione di fare macchiare da qualche dichiarazione sbagliata. Approvare un emendamento per giunta alcuni veramente neanche di particolare rilevanza, per fare contento questo o quel comune, se lo faceva a gennaio, per come si era detto. E Presidente Galvagna, a me dispiace fare questo discorso, però è stata fatta una cosa sbagliata, sbagliata da qualunque punto la si guardi, una cosa errata. Per cui Presidente, la prego di sospendere l'Aula. No, non c'è alcuna sospensione. Se lei vuole può votare per come le ritiene, anche voto segreto, voto parti separate. L'unanimità della Capigruppo e dell'Aula, io glielo dico prima, è persa per sempre, fino a fine legislatura. È lei che sta venendo meno rispetto a un impegno che è stato preso in conferenza dei capigruppo. In conferenza dei capigruppo sono stati stabiliti 3 principi. Il primo principio, io ho avuto la pazienza di ascoltarla. Vabbè, andiamo avanti. Allora, abbiamo l'emendamento tab.gov. Chiedo il parere della Commissione. Favorevole. E allora leggetelo. E questo è un altro conto, onorevole Sunseri. Perfetto. E questo è un altro conto.
No, è nei tablet. Aspetti che la stanno caricando allora. Arriva. La trovate nei tablet, già c'era, allegato... Allegato, dimmi dove? Allegato al disegno di legge 1030. Prego, onorevole Parrica. Sì, la riduzione del fondo infrastrutture, quello 54 milioni di euro, dov'è in questo emendamento? Non lo so. E dov'è? Ha fatto una domanda. Abbiamo depositato l'emendamento governativo che trasferisce le risorse del fondo piccole opere ai fondi globali. Verificato, non so se è stato votato adesso. Grazie. Ma prima dell'inizio dei lavori dell'Aula. Intanto leggiamoci le tabelle. Ora, chiaramente tutto quello che si deve votare sarà trasmesso, però quello che mi chiedeva l'onorevole Sunseri era già nei tablet. È allegato al disegno di legge 1030, legge di stabilità regionale. Alla fine del disegno di legge ci dovrebbero essere nelle ultime pagine, non nel fascicolo degli emendamenti, ma proprio nel testo. Il disegno di legge si chiama Finanziaria 1030. Prego, attacca il microfono. Allora, solo per avere, diciamo, contezza di quello che si sta votando, perché Ci mancherebbe. questo stiamo chiedendo, cioè Ci mancherebbe. non di più, non di meno. Sono partito dal primo. Sì? 14, 33, 36. È una riduzione. Ma noi dobbiamo saperle queste cose. Cioè... 14, 33, 36 è la stesura, se non ricordo male, è la dotazione, mi scusi, del capitolo uscito dalla Giunta. Quindi è la stessa dotazione. No, così non è a memoria. Non è la... Penso di sì. no, guardi. C'è l'assessore che può intervenire. Prego, assessore. Onorevole Sunseri, grazie Presidente. Onorevole Sunseri, è lo stanziamento approvato dalla Giunta di Governo sul capitolo del Dipartimento Agricoltura. Grazie.
Prego. Ad esempio 34, 25 e 25, spese per l'organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per la trasferta e lo sviluppo e la propaganda dei prodotti siciliani. Leggo in quello proposto 11 milioni di euro, 10 milioni... Di quale assessorato è? Questo ce lo dirà il governo, immagino agricoltura. 10 milioni 950 e partivamo da una giunta che aveva approvato 2 milioni e mezzo, quindi ci sono 9 milioni di euro in più, e dalle variazioni erano 3 milioni e mezzo, quindi da 3 e mezzo siamo passati a... Allora, ma è sicuro? Me lo ripete il capitolo? questo ditemelo voi, 34, 25 e 25. Da 2,5 a 11 siamo passati. Allora, dico, è facilmente comprensibile che serve almeno... allora, facciamo una cosa, onorevole Sonsieri, al netto del fatto che non era agricoltura, 34, 25, ho chiesto attività produttive. Visto e considerato che non deve essere fatto nulla che non sia conosciuto, e in funzione del fatto che comunque in passato bene o male sono stati questi i tempi che sono stati dati, quindi non c'è nulla di diverso rispetto al passato, per mio scrupolo sospendo l'Aula 5 minuti, ma in tutti i casi è inderogabile l'orario di chiusura entro la mezzanotte, così come era stato stabilito. Il precedente non lo voglio creare, al contrario, non nella maniera che mi è stato chiesto. Quindi la seduta è sospesa per 5 minuti.